TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Ancora l'orrore di una brutale violenza a una donna, questa volta a Mestre, con una segregazione di 5 giorni. Questo bollettino criminale ormai quasi quotidiano, ma esorto tutta la comunità civile a non assuefarsi a tali notizie e a fare sempre più squadra per tentare in tutti i modi di prevenire o impedire un delitto collaborando in ogni modo, anche segnalando situazioni sospette alle forze dell'ordine. In tante occasioni come in queste intervengono tempestivamente e riescono ad arrestare il delinquente. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in relazione all'ennesima violenza su una donna perpetrata a Mestre, dove una 32enne veneziana è stata segregata e violentata per 5 giorni, prima di riuscire a sfuggire al suo aguzzino e completamente nuda a chiedere aiuto. Ringrazio per il civismo gli avventori di un vicino bar che hanno immediatamente dato l'allarme sentendo le grida della donna, dice ancora Zaia, e le forze dell'ordine che sono riuscite a intervenire in tempo per bloccare il violentatore, per il quale, lui come tutti gli altri che si macchiano di tali orrori, chiedo la massima durezza nell'applicazione delle leggi. Ancora cronaca. La Guardia di Finanza di Venezia ha effettuato un controllo antiriciclaggio nei confronti di un money transfer gestito da un cittadino asiatico, che ha consentito di individuare un sistematico e illecito trasferimento all'estero di ingenti quantitativi di denaro, in elusione alla normativa di settore, per un volume complessivo di trasferimenti pari a oltre 25 milioni di euro. L'analisi ha permesso di individuare 450 soggetti frazionatori che attraverso la connivenza del titolare del money transfer nella stessa giornata o comunque in un arco temporale inferiore ai 7 giorni hanno trasferito denaro contante per importi superiori alla soglia dei 1.000 euro nei confronti di uno o più beneficiari. L'attività ha permesso di sanzionare sia il titolare del money transfer, che aveva ideato l'illecito sistema di frazionamento delle operazioni, i citati 450 soggetti frazionatori. Il money transfer è stato inoltre segnalato al MEF e alla Ragioneria Territoriale dello Stato per le plurime violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio, oltre che all'organismo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi che potrà valutare la sospensione o cancellazione della licenza. Nel pomeriggio del 10 aprile i militari del nucleo Natanti, a seguito di un'attività di controllo effettuata all'interno di 2 punti vendita nello stesso esercizio commerciale del centro storico veneziano, hanno proceduto al sequestro di 34 stampi in silicone di varie dimensioni utilizzati per riprodurre candele in cera a forma di borse, scarpe ed oggetti vari con il logo di famosi marchi operanti nel settore della vendita di capi di abbigliamento e accessori firmati. Nella circostanza sono state inoltre sequestrate oltre 500 candele recanti marchi di note aziende commerciali italiane ed estere, totalmente contraffatti in quanto privi delle necessarie autorizzazioni da parte delle aziende titolari dei loghi riprodotti. I titolari, un 39enne ed un 33enne italiani, sono stati denunciati in stato di libertà poiché ritenuti presunti responsabili dei reati di contraffazione di marchi e commercio di prodotti con segni falsi. 8.000 euro di sanzione per ogni giorno di affitto non registrato. È quanto è emerso nel corso del convegno Affitti Brevi 2025 tra normative, compliance e pianificazione fiscale, organizzato dall'associazione ABBAV, Locazioni Brevi Turistiche, B&B, Case Vacanza, Guest House, in collaborazione con il Comune di Jesolo, UP, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, e FIAIP, Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, svoltosi mercoledì 16 aprile presso il Centro Congressi Cursal. Durante l'incontro è stata restituita una visione di insieme sul tema delle locazioni turistiche, un settore in continua evoluzione con nuove normative, adempimenti e opportunità che influenzano chi opera nel mercato. Il convegno ha rappresentato un'occasione unica per approfondire le regole del tax planning immobiliare, comprendere gli obblighi legati alla SCIA per le locazioni con partita IVA e confrontarsi con esperti e istituzioni su come affrontare al meglio le sfide del settore. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.